Mettetevi la maschera e date vita al Carnevale di Venezia, è l'unico modo per risollevare una città che stenta a tornare attrattiva per i turisti dopo i tragici giorni dell'acqua alta di novembre e dicembre. È l'appello lanciato dagli organizzatori del Carnevale più famoso al mondo assieme a quello di Rio durante la presentazione avvenuta oggi a Ca' Farsetti. E non a caso il tema di quest'anno è gioco, amore e follia, i veri ingredienti del Carnevale da sempre, messi assieme in una mistura alchimistica dal nuovo direttore artistico Massimo Checchetto. Il tema è amore, follie. Il gioco, l'amore e la follia. Dato che l'amore e la follia vanno a braccetto e il gioco regola i movimenti. Si comincia con il Carnevale dei Veneziani l'8 febbraio in Rio di Canareggio, con una festa sull'acqua affascinante e che quest'anno proporrà altre novità amoris causa. Il giorno dopo toccherà il corteo acqueo delle Remiere, che attrae centinaia di imbarcazioni che accorrono per festeggiare la loro regina della Kermesse, la Pantegana. Si tratta di un fine settimana che precede i giorni clou del Carnevale e che i veneziani si sono presi da qualche anno per ridare il senso popolare ad una festa che stava diventando troppo turistica. Cioè il Carnevale nostro lo dimostriamo proprio in quel giorno là, dove i veneziani vanno praticamente a radunarsi sul luogo più consono, quello che dà più fiducia, che è l'acqua. A proposito di acqua alta, l'acqua per Venezia è sempre stata la difesa e ci ha permesso la continuità millenaria che ancora oggi stiamo facendo, no? Quindi sull'acqua andiamo a ripararci, sull'acqua faremo praticamente la nostra esplosione iniziale con una partecipazione che abbiamo visto che è un qualcosa di straordinario. In terraferma esordirà il fine settimana successivo, il 15 e il 16 febbraio, il Mestre Carnival Street Show, che si aggancerà alle sfilate di carri a Marghera, Zelarino e Campalto e alle sfilate della città metropolitana e al volo dell'asino a Mestre e la Corri in Maschera. Abbiamo 200 artisti, più di 15 eventi al giorno per 8 giorni, poi un carnevale un po' diffuso dappertutto con le sfilate dei carri al Lido il 21, a Marghera il 22, a Campalto il 23 e chiude Zelarino come sempre col carnevale, con la 53esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. Immancabili le Marie, l'elezione della Maria più bella, il volo dell'Angelo, la maschera più bella, le feste all'Arsenale e al Casinò di Venezia, il Carnevale di Rialto e il volo dell'Aquila. Non sono molto diverse nella loro strutturazione dal passato, perché il Carnevale di Venezia è una realtà importante, consolidata, che va rinnovata, va arricchita, ma certamente non può essere stravolta.